Sesta corsa dall'Arcoveggio, un confronto per 3 anni, tutte femmine, sulla distanza dei 1660 metri. Ginger Spritz, JJ Dicelle, Glamour Trio, Giulietta Clan, Gianira Caff in prima fila, Gina Spritz, Jenny Jet e Gioia del Ronco in seconda. Corsa molto incerta. Partenza all'errore di Gianira Caff, mentre si avvantaggia subito Ginger Spritz. Numero 6, Gianira Caff, squalificato. JJ Dicelle, all'esterno cerca di convergere Giulietta Clan, che sopravanza JJ Dicelle, si sistema, anzi no, continua nella sua progressione, va su Ginger Spritz e attacca dopo 300 metri di gara, cercando poi di accodarsi, operazione che non riesce però per il momento, per l'inserimento di JJ Dicelle. 400 iniziali che se ne vanno in 36 e così Giulietta Clan rimane di fuori e va decisa l'attacco di Ginger Spritz, che prova ad opporsi. Primi 600 molto veloci, almeno in questo parziale, 45,7, 15,1 ora. Passa di forza Giulietta Clan nei confronti di Ginger Spritz, mentre all'esterno c'è l'avanzata di Jenny Jet. Jenny Jet si trascina Gioia del Ronco, intanto gli 800 in 1 minuto e 3 decimi. Jenny Jet progredisce gradualmente e avvicina Ginger Spritz, mentre il chilometro è percorso nell'ordine del 1:15,9. In vantaggio Giulietta Clan, all'esterno Jenny Jet, lungo la corda Ginger Spritz, poi Gioia del Ronco, 450 alla conclusione, con Giulietta Clan in vantaggio nei confronti di Jenny Jet. Alla corda c'è Ginger Spritz, poi tentativo anche di Gioia del Ronco che accenna la terza ruota quando siamo a 300 dalla conclusione. Si mantiene in vantaggio però Giulietta Clan che allunga. Terza ruota ancora per Gioia del Ronco che prova a superare Jenny Jet, ultimi 100 di gara, con Gioia del Ronco che passa per regalare il doppio a Lorenzo Baldi. Il secondo posto sul palo è per Glamour Trio, che sul traguardo dovrebbe aver preceduto Giulietta Clan. Doppio dunque per Lorenzo Baldi a seguire, grazie a Gioia del Ronco, giocata a quota decisamente elevata. Ha corso invece in maniera encomiabile Gioia del Ronco, restava su alcune discrete prestazioni, oggi corre veramente molto molto bene e vince nettamente a quota da quasi estremo outsider, 21 contro 1 per Gioia del Ronco, che vince molto bene. In sediolo ancora Lorenzo Baldi che raddoppia così in giornata. Lui in salchi al training per conto questa volta del signor Antonio Favilla.